Buongiorno a tutti ragazzi, buon appetito per chi sta mangiando e buona giornata per chi si sta svegliando, quindi poi dipende da chi si sveglia adesso, chi sta mangiando, chi già ha mangiato. Va bene, oggi voglio parlarvi di un fatto davvero. Il 21 febbraio del 1997 un uomo della costa est, quindi parliamo di Washington e della città di Ellsburg, stava girovagando per il bosco, diciamo, quando ha visto un bel pozzo, tipo come questa foto che io ho postato così, ma non è quello il pozzo. E sa, l'uomo è sempre stato curioso, in effetti, per vedere che cosa ci stava dentro. E quindi, ragazzi, lui ha provato a vedere, ma ciao Maria, buona domenica pure a te. Ha provato a vedere che cosa ci stava, ma il pozzo era davvero molto profondo. Quindi lui no, si arrese e il giorno dopo andò lì con una canna da pesca, quindi con un filo, con un bel piombo per vedere quanto era profondo questo pozzo. In effetti tirò tutta la lenza, ragazzi, e a 15 miglia, ciao Teresa, pure a te, buona domenica, a 15 miglia, ragazzi, il pozzo non aveva ancora toccato nessun fondo, quindi la lenza era finita e quindi giustamente ciao Natascia, quindi normalmente ritirò tutto e provò a mettere altri 15 diciamo miglia vicino a quell'altra 15 miglia, quindi 30 miglia ragazzi, ma il fondo del pozzo l'uguale non veniva toccato, quindi lui, ciao Carla, buongiorno, quindi lui sulla radio disse che aveva trovato, poi aveva amici sulla radio, aveva trovato questo pozzo, però nessuno lo credeva che aveva buttato una lenza da 30 miglia e il fondo non si era toccato. Però un'altra cosa che lui disse è che sentiva delle voci, in effetti, da venire da questo buco esagerato. Dice che si sentivano addirittura canzoni di... sì, più o meno sì, canzoni vecchie, diciamo degli anni vecchi, tipo anni 40, anni 50, qua stiamo nel 2000, stiamo nel 97, quindi si parlava di canzoni di oltre 40 anni prima. Però lui comunque andò alla radio più volte a dire questa cosa tramite questo amico per sapere questo pozzo chi l'aveva fatto, ma nessuna risposta, nessuna cosa. Un giorno che successe? Sì, sì, un giorno, sai che successe? Un amico suo, gli morì il cane e questo bene fece questo signore, invece di seppellirlo come di solito ragazzi si fa, avvolse il cane dentro una coperta e lo buttò in questo pozzo. Anche perché l'amico gli aveva detto questo pozzo qua non ci sta un fondo qua dentro, chissà quanti chilometri sarà. In effetti 30 miglia e non si sente il fondo. Poi aveva lasciato stare, voleva prendere informazioni su che cosa, chi l'aveva costruito, come mai stava lì, però non ottenne nulla. Questo qui buttò il cane dentro lì. Sì, ma la cosa più bella è questa. Giustamente dopo aver buttato il cane morto in questa fossa, il ragazzo, questo qua, il signore che aveva fatto questo esperimento dei 30 miglia a mettere il filo col piombo legato per vedere dove arrivasse, vide il cane camminare per il giardino, quando poi il giorno prima il padrone lo aveva buttato perché era morto. E quindi lui giustamente si mise paura, dice ma come ieri l'abbiamo, anzi l'ha buttato qui dentro, ora cammina felice e contento ed era lo stesso cane, aveva il colletto quello lì, sapete, il pedigree, quello che ci sta sotto al collo, che porta nome e tutto, quindi era lo stesso cane. Quindi andò in radio ancora per far vedere questa cosa, diciamo, e da questo pozzo si sentivano, diciamo, suoni un po' strani, musica di altre epoche e voci strane si potevano sentire da questo pozzo, diciamo. Quindi in effetti lui
andò in radio e continuò con questa storia che il cane era risorto da questo pozzo, quando poi, sì, sì, tipo quella ragazza che sta camminando mo in tutta Italia, sì. Comunque, per non portarla a lunga, ragazzi, all'improvviso arrivano i servizi segreti. Non lo so, lui comunque dice che lo buttò in questo pozzo e non lo seppellì, di solito si seppellisce, però arrivarono i servizi segreti e presero questo signore e gli diedero un sacco di soldi e gli dissero di andare via. Cioè lui fu mandato in Australia, in effetti doveva lasciare quel posto, finire di parlare di questo posto e andare via. Quindi fu pagato un sacco di soldi e fu fatto partire. Si trova, non l'hanno detto in effetti perché non l'hanno mai voluto dire, però in effetti questo signore era di, allora l'ho letto poco fa, questo è un sembra russo, ragazzi, quindi è Ellsburg, nello stato di Washington, quindi è da quelle parti lì, ragazzi, ma non so esattamente la posizione, ma nella città di Ellsburg, nello stato di Washington, America, sì. Quindi hanno pagato questo signore e l'hanno fatto andare via, quindi addirittura l'hanno pagato un sacco di soldi e hanno detto di non parlare nulla di questo buco e di trasferirsi da qualsiasi altra parte del mondo ma lontano. Quindi poi c'è stato un silenzio e non si è saputo più nulla in effetti. Quindi questo signore che aveva iniziato giocando, diciamo, con questa cosa del filo, 15 km, 30 km, poi diciamo che avevano fatto anche un esperimento, in effetti ragazzi, avevano messo una pecora viva in una gabbia e col ghiaccio, quando alzarono la gabbia il ghiaccio era sciolto. Comunque ci stava qualche cosa che bolliva dentro, in effetti la gabbia era ancora viva, però tutto il ghiaccio che avevano messo intorno non c'era nulla. Quindi furono arrivate ah no no, ecco qua ragazzi, perché allora è stata messa una gabbia, perché questo è il russo ragazzi, con una pecora viva. Fu buttata dentro il pozzo, quando fu alzato la pecora sembrava bollita dall'interno. Diciamo questa è stata, quindi non è uscita viva, è uscita morta, però era come se fosse cotta dall'interno, cioè internamente era cotta. Poi comunque hanno fatto andare via questa persona che non si è saputo più nulla. I servizi segreti sicuramente hanno intervenuto in questa storia assurda, ma non si sa. Comunque sta il fatto strano che hanno pagato un sacco di soldi per fare andare via questa persona, di chiudere la bocca e di andare il più lontano possibile. Quindi già questo già è un fatto strano. Poi no, non può essere una soffatata, sai perché? Quando ha buttato il cane morto all'inizio, l'amico suo, il cane è ritornato vivo. Quindi è un fatto strano, quindi perciò io ho fatto il titolo un portale però dell'ignoto, perché se era un portale verso un altro mondo, e vabbè ci sta pure. Però se tu butti una cosa morta e poi ritorna in vita, pure strano è. Quindi diciamo che di normale non è che ci sta qualche cosa. Quindi diciamo che in effetti ci sta veramente qualcosa di insolito. Quindi diciamo che non si saprà mai la verità, purtroppo non ne parleranno mai. Ma sì, sì, questo è un sito russo che fa solo paranormali, quindi notizie di tutto il mondo paranormali, quindi però è tutto in russo, quindi poi uno lo deve tradurre. Quindi questo si occupa solo di paranormale.
quindi è un fatto vero, comunque è accaduto nel 1997 al 2002. Il 2002 questa persona è stata mandata via, è stato pagato un sacco di soldi ed hanno detto di trasferirsi. No, dei funzionari del governo hanno detto, quindi tipo, non posso dire diverso, quindi funzionari del governo lo hanno contattato, gli hanno pagato molti soldi, si sono presi, diciamo, questo pezzo di terreno e hanno fatto andare via questa persona, hanno detto di andare molto lontano. Poi metterò il link, non ti preoccupare Federica, poi cercherò di metterlo sotto il commento sempre di qualcuno, quindi devo cercare di... perché adesso lo sto leggendo in traduzione, quindi adesso non lo posso mettere. Quindi in effetti ragazzi è un fatto strano, ma purtroppo come sempre non si saprà mai la verità, anche perché parliamoci chiaro, qualche cosa ci doveva stare. Il governo non viene e ti paga un sacco di soldi e poi ti dice di andartene via il più lontano possibile. Quindi, essendo del governo, erano sicuramente dei servizi segreti. Non è che viene il governo e ti dice: guarda, questo pezzo di terra è mio, me lo prendo io, ti do tot, però tu te ne vai via. Come se io adesso ho un terreno, vado a vedere, ci faccio un esempio, ci trovo qualcosa di anomalo, arriva lo Stato e mi dice: senti, questa terra da domani è mia, tieniti 10 milioni di euro e vattene il più lontano possibile. Perché è una cosa anomala, diciamo, è così, ragazzi. Se per puro caso uno di voi domani ha un pezzo di terreno e succede, ciao Massimo, qualcosa di insolito, potete stare sicuro che come il governo lo saprà, verrà da voi. Ciao Sofia, verrà da voi e vi dice: sentimi, questo pezzo di terreno me lo compro io, ti do 10 milioni di euro, però gentilmente da domani se puoi andare il più lontano possibile. Quindi se non lo farai con le buone, poi ragazzi mi immagino che agiranno con le cattive, quindi è inutile perdere tempo, accetta la proposta e te ne vai come ha fatto quest'uomo, anche perché lui lo dice era inutile oppormi, anche perché avrebbero trovato il modo di farmi fuori, quindi è inutile stare lì a combattere, se la vogliono e basta, quindi è meglio prendersi i soldi, andare via, cambiare vita, piuttosto che azzepparsi, diciamo, la pelle, come diciamo qua a sud. Quindi quando arrivano questi qua, questi sono, diciamo, l'elite mondiale, quindi non sono, diciamo, persone normali, sono persone che comandano, quindi è inutile combatterli, perché questi non stanno in Italia, in America, stanno ovunque. Quindi il signore ha ceduto il suo pezzo di terreno con questo pozzo strano e se n'è andato in Australia e da lì non si è saputo più nulla. In effetti la voce era già circolata un poco, solo che dopo che l'uomo è partito tutto è tornato alla normalità e non si è saputo più nulla, quindi le voci che camminavano prima sono state zittite. Quindi come sempre ragazzi, quando ci sta un po' di baccano mettono subito tutto a tacere. È sempre così e sarà sempre così. Va bene ragazzi, vi auguro buon appetito e ci sentiamo dopo.